C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo ben ritrovati a Centro Anch'io, vi mostriamo in apertura questa armatura da corazza conservata nel Museo delle Armi Luigi Marzoli su in Castello. Poi abbiamo il proverbio in dialetto. Tipica armatura seicentesca, generalmente usata dai pistolettieri a cavallo nella tattica di cavalleria comunemente nota come caracollo, è costituita da elmetto da corazza, goletta di una lama a petto, schiena con batticolo, ginocchiali a crosta di gambero, spallacci simmetrici, bracciali completi alla simmetrica, manopole a scaglie. I cavalieri si disponevano in numerose file indiane, il primo della colonna scaricava sui nemici 2 pistole e si rimetteva in coda mentre le ricaricava, creando così un fuoco ciclico sugli avversari. Reca incisioni a bulino che ricordano un evento bellico contro i turchi. Magari il nipote dice al nonno: nonno, copriti che fa freddo, e il nonno risponde: ma no, perché il boec non sent più nel cald nel fred, ovvero? Il bue vecchio non sente più né caldo né freddo. Cioè, secondo te? Non ne ho la benché minima idea, non l'avevo mai sentito. Sì, ma tu non sei un bue vecchio perché sei ancora giovane, pieno della tua... Giovanissimo proprio. adolescente, insomma, sono spuntati i primi peletti sotto la scella stamattina, vero? Esattamente. Però il boecere non sente più né caldo né freddo, cioè le persone magari un po' di una certa età Non sentono più né il caldo né il freddo. Io potrebbero ho anche... mia mamma che suda come un... Sì, ma non è vecchia la tua mamma, No, se ti sta guardando adesso, no. toglie tutto, cioè cena, pranzo, eredità, è finita, eh. Signora scherzava, lei è giovanissima e bellissima e non suda neanche mai, secondo me. Attenzione, adesso c'è il signor Richard dall'Olanda, from Holland. Sì, Sì, Olanda. da che zona dell'Olanda, signor Richard? What city, what town of Holland? Almelo. Omlo, I know, io conosco Amsterdam, Rotterdam, Yeah, that's the west part. I live in the eastern part, East part, a est, ecco, near Germany. near Germany, vicino alla Germania. And that's all, yeah, sì. Vabbè, insomma, al confine, insomma, lì vicino. Bene, che fa Brescia? What do you do now in Brescia? No, what are you doing now in Brescia? Ammazza il mio inglese, perdonatemi. I'm a driver picking up a car from the Mille. Lei ha fatto la 1000 miglia, 1000 miglia. Oh, no. I'm transporting the car. Transporting car, ho capito, l'autista, insomma, del bilico, del camion che ha trasportato le auto. È che i vecchi non hanno nel caldo, non saprei, non ha più problemi, dai, il bue vecchio non ha più Ce lo problemi. dirà anche lei tra tanti anni quando diventerà anziana, va bene? Anziani, quando si ha, no, cioè siamo già anziani, non sentiamo più, non abbiamo più problemi, ok? El boece non sen più nel can nel fred, il bue vecchio non patisce più né per il caldo né per il freddo, cioè le persone ormai un po' avanti con gli anni hanno fatto un po' il callo, potremmo così dire, a tutte le avversità, sono pronte un po' a tutto perché c'è l'esperienza sulle spalle. Bene, vi lasciamo ora in compagnia dei nostri bimbi come sempre, vi rinnoviamo l'appuntamento, alla prossima, ciao! Lorenzo, tu sai che cos'è il mortaire? È una persona, una cosa? Che cos'è il mortaire? È una cosa. Sì, bravo. A cosa serve questa cosa? È il mortaire. È il mortaio per pestare.